Vediamo adesso la ginnastica artistica, un altro degli sport che stanno avendo un grande successo televisivo. Piace la ginnastica artistica insieme alla ginnastica ritmica, ma innanzitutto cominciamo spiegando la differenza tra questi due sport. Che cos'è la ginnastica artistica? Allora, la ginnastica artistica è uno sport che fa riferimento alla danza, però ha modificato alcune caratteristiche. Infatti, a differenza della ritmica, ci sono più salti acrobatici e si utilizzano comunque strumenti differenti. Infatti nel nostro sport abbiamo come il suolo, la trave, le parallele e il volteggio come attrezzi utilizzati. Invece nella ritmica utilizzano il nastro, le clavette, la palla e il cerchio. Grazie di questa spiegazione tecnica, Veronica, ma noi sappiamo che oltre a essere istruttrice tu sei anche atleta. Quanto tempo ci vuole per arrivare a fare un salto come quello che vediamo alle tue spalle? Quanto allenamento, quanta tecnica serve per una performance di questo tipo? Allora, è un discorso un po' complicato perché innanzitutto dipende anche le caratteristiche di una persona in generale, cioè chi apprende più velocemente, chi un po' più lentamente, anche se si allenano allo stesso modo. E non c'è proprio un termine, una tempistica giusta per dire ci vuole, non so, un mese, un giorno, 3 anni, 10 anni, dipende insomma dalle caratteristiche anche della persona e anche soprattutto da quanto impegno uno ci mette. Questo sicuramente, se uno ha voglia di imparare, sicuramente riuscirà prima o poi nella sua impresa, ecco. E a che età possiamo iniziare ad approcciarci a questo sport? A che età seguite voi come Vega Ginnastica Artistica? Allora, noi iniziamo dall'asilo fino a qualsiasi età, infatti io ho 23 anni quindi sì. Sei vecchia? Sono vecchia in realtà, sì, si può dire. E per esempio io ho iniziato quando avevo 15 anni, quindi non è... Ovviamente si farà più fatica perché magari la schiena può essere meno flessibile rispetto a chi ha iniziato prima, però come io riesco a fare alcune cose sicuramente tutti potranno imparare e raggiungere un determinato livello. Perfetto, quindi non ci sono scuse per non iniziare esatto. con la ginnastica artistica, neanche di genere, perché noi sappiamo che anche i ragazzi sono assolutamente i benvenuti, anzi anche loro si prestano bene a queste acrobazie, giusto, perché richiedono comunque una prestazione fisica non indifferente. Allora, noi abbiamo comunque dei ragazzi che vengono e fanno, questo sarebbe l'agonismo come gruppo, e fanno agonismo, solo che oggi non potevano essere presenti, se no si poteva vedere. E comunque è bello anche per i maschi e non è uno sport, come si dice, esclusivamente femminile, è anche maschile. E allora invitiamo tutti a provare la ginnastica artistica presso l'associazione Vega che ha sede in via Carducci qui a Vittorio Veneto. Grazie ragazze!